È a un passo dalla vendita, ma intanto l'ospedale San Camillo degli Alberoni, al Lido di Venezia, si piazza come primo IRCS, Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, di tutto il Triveneto. 24 progetti di ricerca a livello nazionale, banditi dal Ministero della Salute per un importo totale di 1.700.000 euro, che avrà ricadute importanti sull'ospedale e sul centro di ricerca. Il direttore generale dell'ospedale San Camillo, dottor Francesco Pietro Bon, fa il punto della situazione. Abbiamo vinto 4 progetti di ricerca finalizzata, che è il nostro record assoluto. Normalmente ne vincevamo un paio per ogni bando, e 4 progetti, oltretutto tutti nati e sviluppati qui all'interno del San Camillo, rappresentano un risultato assolutamente ragguardevole. È credo il numero più alto di progetti, siamo l'IRCS che ha vinto il maggior numero di progetti nel Triveneto. In quest'ottica è stato nominato il nuovo direttore scientifico, Dante Mantini, che rimarrà in carica per il prossimo triennio. È molto motivato e sta già dando una impronta diversa all'organizzazione della ricerca, però parte appunto da risultati consolidati di assoluto rilievo che ci aspettiamo riesca ulteriormente ad avanzare. C'è piena sintonia con quanto richiesto dalla Regione Veneto. La Regione ci chiede di pianificare l'attività convenzionata con loro in 12esimi, siamo perfettamente in linea sia per la parte di ricovero sia per la parte ambulatoriale con quello che ci viene chiesto, e quindi direi che anche nei confronti del nostro primo committente, la Regione, stiamo veramente rispettando quanto dovuto. Confermata la trattativa di vendita, ormai addirittura d'arrivo, con le suore mantellate che, dopo Villa Salus, acquisiranno anche il San Camillo, ma non ci sarà nessuna smobilitazione. Voci di vendita ci sono effettivamente, trattative in atto da parte dei dipendenti e dei ricercatori, le attività procedono regolarmente, perché quello che a noi interessa è che l'ospedale mantenga la sua specificità.